Sono Walter Signora, dirigente del settore programmazione agricola che opera all'interno del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione del Veneto. La misura 7 riguarda i servizi di base e il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali e prevede il sostegno a diverse tipologie di investimenti e infrastrutture attraverso 3 tipi di intervento che comprendono lo sviluppo della banda larga veloce e ultralarga, alcuni servizi locali volti al consolidamento delle attività turistiche nelle aree rurali ed infine il recupero del patrimonio architettonico rurale di particolare interesse, nonché di elementi tipici del paesaggio. In particolare il tipo di intervento 731 si pone l'obiettivo di superare il digital divide infrastrutturale per migliorare la competitività del sistema delle imprese nelle aree rurali C e D considerate a fallimento di mercato, ossia nelle aree dove i servizi a banda larga non esistono oppure sono insufficientemente diffusi o presentano una capacità di connessione insufficiente. Gli investimenti sono attuati direttamente dalla Regione per la realizzazione di infrastrutture di proprietà pubblica necessarie per lo sviluppo dei servizi a banda larga veloce e ultralarga. L'accesso alla rete è consentito anche con il finanziamento diretto all'utente attraverso appositi terminali e attrezzature per la connessione web. Si tratta di modem, parabole satellitari e altre tecnologie wireless. Questo intervento riguarda in particolare le aree C e D ultraperiferiche, dove la scarsa densità abitativa e le difficili condizioni ambientali rendono economicamente svantaggioso l'investimento in infrastrutture per banda larga. Beneficiari possono essere enti, amministrazioni pubbliche, imprese e soggetti privati. Il tipo di intervento 751 sostiene gli investimenti orientati al miglioramento qualitativo dell'offerta turistica e della fruibilità dei territori rurali, in coerenza con la politica turistica regionale e secondo un'ottica di sostenibilità economica, sociale ed ambientale. Questi comprendono la realizzazione e ammodernamento di infrastrutture su piccola scala, la valorizzazione, qualificazione e messa in sicurezza di percorsi e itinerari già esistenti, la realizzazione di strumenti propedeutici alla commercializzazione dell'offerta turistica e infine iniziative informative che ampliano la conoscenza dell'offerta del sistema turistico nelle aree rurali. Possono essere beneficiari gli enti locali territoriali, gli enti parco, gli enti di diritto privato senza scopo di lucro e infine i partenariati tra soggetti pubblici e privati. Il contributo in conto capitale varia in funzione della tipologia di investimento e di spesa e può andare dal 40% al 100% della spesa ammissibile. Infine il tipo di intervento 761 prevede il finanziamento di investimenti per il recupero e la riqualificazione di immobili che presentano un interesse storico, culturale, architettonico e paesaggistico, oltre che di elementi del paesaggio rurale, ovvero delle cosiddette testimonianze culturali. Si intende con questo intervento migliorare l'attrattività delle aree rurali e le condizioni di vita e delle popolazioni residenti, promuovendo nel contempo la diversificazione dell'economia rurale, allo scopo di contribuire ad invertire quella tendenza al declino socio-economico e all'abbandono che è classica di queste zone. Sono beneficiari dell'intervento gli agricoltori, le associazioni di agricoltori e le associazioni miste tra agricoltori, soggetti gestori del territorio e infine gli enti pubblici. Il contributo in conto capitale o in conto interesse corrisponde al 50% della spesa ammissibile. Questi 2 tipi di intervento rivolti al turismo e al patrimonio architettonico nelle aree rurali saranno attivati in particolare attraverso lo sviluppo locale leader, ossia dai gruppi di azione locale. Per verificare e conoscere le modalità di accesso agli aiuti è necessario fare riferimento ai bandi di finanziamento pubblicati sul BUR della Regione del Veneto, mentre per avere maggiori informazioni è possibile consultare il portale regionale dell'agricoltura piave.veneto.it e il portale istituzionale regione.veneto.it.